devo dire che questa è già una bella presentazione. Buongiorno, bentrovati, terza giornata. Festival della città ideale. Festival della città ideale. Buongiorno, buongiorno. È sempre dialoghi che ormai ha qualche anno, ma quest'anno c'è stata un'evoluzione proprio nelle collaborazioni con il comune di Palmanova. C'è stata questa evoluzione ed è diventato un festival della città ideale, dialoghi a Palmanova. Allora, prima di partire con il nostro incontro, io inviterei subito l'assessore Simonetta Comanda, assessore all'istruzione e alle pari opportunità, per dare un saluto e un buongiorno a tutti. Grazie. Buongiorno, rivolgo benvenuto a tutti qui presenti, a tutto il pubblico, rivolgo un benvenuto ai nostri relatori e naturalmente anche un benvenuto a questi studenti che come abbiamo voluto coorganizzare insieme a degli istituti scolastici affinché gli studenti potessero dialogare sia con scrittori e con intellettuali e allo stesso tempo potessero collaborare nell'organizzazione. Festival della città ideale in quanto è un pensiero per affrontare la città ideale a tutto tondo, quindi non soltanto come città ideale dal punto di vista architettonico, ma una città ideale anche in termini di benessere, di luogo in cui poter scambiare dei dialoghi, appunto, e per condividere dei pensieri relativi alle più diverse tematiche come quelle importantissime di oggi. Ricordo che nel 2018 proprio qui a Palmanova abbiamo voluto celebrare i 60 anni della legge 180 realizzando un progetto, il Mare Palmanova, proprio per ricordare che l'impossibile può diventare possibile. Io lascio la parola ai nostri autorevoli ospiti e proprio per affrontare un tema che ci sta particolarmente a cuore, perché qui a Palmanova abbiamo un servizio, il centro di salute mentale, che è un servizio, devo dire, all'occhiello a favore delle fragilità e voglio ricordare la collaborazione del Comune di Palmanova, l'amministrazione comunale, che collabora in diverse occasioni con il gruppo di donne, il gruppo di lettura nell'ambito del servizio, e volevo ringraziare anche gli assistenti sociali che ci permettono questo dialogo costante. Voglio ricordare anche il direttore artistico che è qui presente, Renzo Furlano, che grazie a una collaborazione serrata con l'assessore alla cultura Silvia Savi, che porta ovviamente i suoi saluti insieme al sindaco e che oggi non poteva essere qui presente, direi diamo inizio a questa iniziativa. Grazie. Grazie Assessore. Voglio ricordare questa co-organizzazione insieme all'amministrazione comunale di Palmanova e anche il sostegno del Ministero della Cultura, il Ministero del Turismo, l'UNESCO, il Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia. Io sono FUG Carcoop del Friuli Venezia Giulia e Credi Friuli. Tutte queste realtà credono nel progetto Dialoghi e anche quest'anno hanno sostenuto il nostro festival qui a Palmanova. Come diceva poco fa l'assessore, quest'anno c'è da dire che da tanti anni l'Associazione Cultura Globale pone attenzione ai giovani. C'è tutta una parte che si andrà a sviluppare poi nel mese di ottobre che riguarda le scuole, un progetto proprio dedicato, e proprio legato a questo progetto per i giovani c'è la stipula di questa convenzione con l'ISIS di Pertini di Monfalcone. Gli studenti vengono guidati da noi dell'organizzazione ed entrano un po' nel vivo di quella che è l'organizzazione del festival, dietro le quinte nelle giornate di festival. Quindi oggi sono con noi, vi dico chi c'è con noi oggi: Federica, Manuel, Daria, Giada, Amedigi,
con loro c'è la professoressa Boscarol e adesso c'è Ashley che vi introdurrà i nostri ospiti di questa mattina. Grazie Ashley. Buongiorno, benvenuti e benvenuti. Oggi vi presentiamo l'incontro dal titolo Franco Basaglia città di Roma con Marco Colucci, psicanalista, psichiatra, presso il Dipartimento di Salute Mentale della SUGI, Istituto Regione Deficiente in Neuropsicologia all'Università di Trieste presso Clinica delle Gambe Sociali di Venezia e redattore della rivista Out, presente il libro Franco Basaglia con Angelo Di Vittorio, Feltrinelli, 2024. Dialoga con l'autore Marco Bertoli, direttore del Dipartimento Salute Mentale del Friuli Centrale. Che cosa rappresentano oggi Franco Basaglia e la sua storia in Italia e nel mondo? Qual è lo stato attuale della ricezione del suo pensiero e dell'esperienza di trasformazione da lui promossa? Quali riflessivi evidenti o misconosciuti sono rintracciabili nella cultura critica dei nostri giorni nel campo della salute mentale e, soprattutto, al di fuori di questo? Buon ascolto. Vado con questo. Adesso vado con questo. Allora, buongiorno a tutti. Io mi trovo a casa quando Nova, quindi per me è un invito graditissimo e tra l'altro sono ancora responsabile di questo servizio, ancorché responsabile di ulteriori 9 servizi che sono sul territorio dell'azienda sanitaria, quindi abbiamo 10 centri di salute mentale, di cui però io sono nato qui professionalmente e quindi l'abbiamo costruito nel tempo e ne sono molto orgoglioso. E quindi grazie per l'invito e sono a fare, io oggi faccio delle domande a Mario Colucci, che è già il 100° incontro che fa in quest'anno, perché quest'anno noi ricordiamo i 100 anni della nascita di Franco Basaglia, quindi è un evento che abbiamo ricordato in tutto quest'anno e continuerà a essere ricordato fino alla fine dell'anno con tantissime iniziative. Questo è significativo, no? Perché diciamo che ciò che ha portato Franco Basaglia è ancora un momento irraggiungibile, nel senso che la chiusura dei manicomi è stato un evento epocale, l'unica rivoluzione, qualcuno ha detto, no? Del Novecento, e c'è questo libro che Mario Colucci scrive con Di Vittorio, siccome siamo anche a vendere, è là più in fondo, il libro si vende e deve essere comprato, adesso sparo tutto qua. Pronto? Vai, vediamo, è l'assessore. Pronto? Questo qua, sì. Allora, dunque, in fondo ci sono i libri, ma io sono a fare delle domande, no? Poi se qualcuno alla fine avrà da domandare qualcosa, il dottor Colucci è qui a disposizione, perché il dottor Colucci ha scritto dei libri su Basaglia e la cosa un po' particolare è che il dottor Colucci non ha mai conosciuto Franco Basaglia, perché noi siamo sufficientemente coetanei e dico sempre io, nel 1961 sono nato io e Franco Basaglia entrava al manicomio di Gorizia, quindi noi non l'abbiamo conosciuto, però Colucci per i suoi desideri e aspirazioni lo ha incontrato attraverso chi Franco Basaglia ha lasciato, no? dopo la sua presenza a Trieste e la chiusura del manicomio,
e anche attraverso gli scritti, anche attraverso la moglie, e quindi ha scritto questo libro, no? Allora, la prima domanda che io voglio fargli è questa. Lui è un pugliese, mi sembra, no? Che arriva a Trieste, quindi dico, ma che inquietudine, che desiderio di venire in una realtà. Franco Basaglia già non c'era più. Lui arriva in un'azienda sanitaria e qualcosa gli dice: vai dalla Puglia, parti dalla Puglia e arrivi a Trieste. Questo mi colpisce. Mi colpisce perché io invece in questa regione, io sono di Udine, sarà più vicino a Udine a Trieste, ma questo, come dire, questa spinta io nasco come io ho studiato a Trieste, ho vissuto la temperie culturale triestina, non posso, io non posso non considerarmi basagliano, lo considero, mi considero, però non sono andato a Trieste a vivere quell'esperienza triestina, però come dire, l'ho portata come io ho potuto nella regione. Allora, mi colpiva però che uno dalla Puglia viene su, e poi io vorrei, siccome è un libro intrecciato, c'è Franco Basaglia ma c'è anche Mario Colucci qua, e gli chiedo, faccio la prima domanda che è abbastanza personale, no? Beh, innanzitutto buongiorno, mi sia consentito di ringraziare gli organizzatori per questo graditissimo invito, sia per questo festival sia per ritornare per me a Palmanova. Io ho lavorato con Marco qui fino al 2013, periodo della mia carriera professionale, dirigevo qui il SET a Palmanova, e quindi è un bel ritorno anche in questa sala dove abbiamo fatto anni fa delle iniziative culturali. Allora la domanda che fa Marco è una domanda che mi stimola, perché è anche in linea molto con lo spirito con il quale è stato scritto questo libro. Vorrei ricordare che questo libro fa parte di una collana che si chiama EDI, è una collana diretta da uno psicoanalista molto noto che si chiama Massimo Recalcati, che dedica, diciamo, delle monografie a degli autori un po' di varia provenienza, no? Mondo della filosofia, della letteratura, e con una caratteristica. La Feltrinelli, quando ci ha contattato, ci ha chiesto, il libro è scritto da lei, da Pierangelo Di Vittorio, io sono psichiatra, Di Vittorio è filosofo, di descrivere Basaglia, però non di fare un saggio. Noi un saggio l'avevamo già scritto 20 anni fa, infatti forse in libreria, che si chiama anche questo Franco Basaglia, Pensiero, Pratica e Politica, ed era un saggio comprensivo, insomma, della vita, dell'opera. Avevamo letto tutti gli scritti, quella è stata, diciamo, la fase un po' studiosa. Stavolta invece si trattava di scrivere un libro filtrato da un'esperienza personale, in cui noi parlassimo di Basaglia attraverso il nome. E infatti il primo capitolo di questo libro io l'ho intitolato Diventare Basagliano. Come si diventa basagliano? E Marco dice anche perché si diventa basagliano, addirittura perché per inseguire Basaglia si fanno 1000 chilometri. Io lo descrivo qui, descrivo vari momenti. Devo dire, la fase della scrittura è stata una scrittura molto di getto, però al tempo stesso sorvegliata, perché non doveva essere una scrittura in cui parlavo di me, cioè parlo di me, ma dovevo frenare i narcisismi della scrittura personale. E quindi io nasco a Bari, studio a Bari, la mia città, in una clinica psichiatrica, quindi faccio medicina, poi inizio a fare psichiatria, in una clinica psichiatrica tradizionale, come molti di noi hanno conosciuto,
non so precisamente, forse Marco ha conosciuto una clinica psichiatrica tradizionale, però credo non violenta. La clinica dove ho studiato io era una clinica violenta anche cosa intendiamo per violenta? Una clinica dove c'erano le porte chiuse, dove le persone venivano contenute, cioè legate a letto, dove c'erano anche gesti di violenza sulle persone ricoverate, dove si praticavano terapie elettroconvulsive, cioè elettroshock. All'interno però poi un quadro formativo molto ricco, forse molto più ricco di quello che c'è oggi. Cioè io avevo docenti psicoanalisti, il mio professore era un bravissimo docente di psicoterapia della famiglia, psicoterapia sistemica, ho imparato 4 anni di psicoterapia sistemica, c'era un'ottima scuola di psicofarmacologia, quindi ho preso tanto, è stata una bella esperienza. Oggi guardate, le cliniche psichiatriche sono molto più orientate in senso biologico, cioè si studia molto i farmaci, poco la psicoterapia, molto poco e basta. Invece lì c'era un portato culturale. E tuttavia, nonostante questa ricchezza culturale, era una clinica violenta. Io ricordo, sono entrato in questa clinica, arrivato, io ho fatto medicina per fare la psichiatria. Cioè io volevo fare questo lavoro. Mi ero appassionato già al momento del liceo, ho detto io voglio occuparmi della psiche, a Bari in quel periodo non c'era psicologia, vivevo accanto alla facoltà di medicina, i miei genitori erano contenti se avessi fatto medicina, e ho detto vai, faccio medicina. Sono una persona, per mia fortuna, che andava bene a scuola, quindi insomma per la medicina non è stata difficile, però volevo arrivare alla psichiatria. E con la psichiatria a un certo punto mi delude nel senso che la quotidianità, uscire da casa 300-400 metri, ero proprio vicino alla clinica, arrivare in clinica la mattina era angosciante. E lì in questo mondo, io lo descrivo nelle prime pagine del libro, a un certo punto c'è una scialuppa di salvataggio, c'è un docente di psichiatria sociale, vedete anche lì la ricchezza, che si chiama Rocco Canosa, psichiatra. Lui mi mette in mano le conferenze brasiliane di Basaglia ed è una folgorazione, perché io ritrovo in questo linguaggio molto diretto. Basaglia fa delle conferenze in Brasile nel 1979, 2 volte va in Brasile, l'anno prima della sua morte. Voi sapete, Basaglia è molto giovane, è morto a 56 anni, purtroppo di un tumore cerebrale che lo ha portato via in pochi mesi. L'anno prima della sua morte Basaglia era già una vedetta, possiamo dire, internazionale, c'era stata la legge 180 l'anno prima, era un intellettuale conosciuto in tutto il mondo. Fa queste conferenze che hanno un impatto incredibile, nel senso che in queste conferenze avviano di fatto quella che tutt'oggi è la riforma psichiatrica brasiliana, che tratta i passi tra governi diversi, da Lula, Bolsonaro, nuovo Lula. Insomma, il Brasile è un paese che noi possiamo anche definire del sud del mondo, ma che ha un'assistenza psichiatrica molto ispirata a Basaglia e estremamente avanzata, cui stanno chiudendo gli ospedali psichiatrici, hanno messo centinaia di centri supplementari su quel territorio immenso che è il Brasile. Quindi Basaglia ha un impatto che ancora oggi, a distanza, vedete, di 30-40 anni, continua. Detto questo, io dico, allora io questa cosa la voglio conoscere, e Rocco Canosa dice, ma vai a fare un periodo a Trieste. Ricordo, vado dal mio professore, lui fu anche molto accogliente, dice, ma guarda, è interessante questa esperienza di Basaglia, io l'ho conosciuto, considerato che il mio professore quest'anno è ancora vivo, ha fatto 90 anni, quindi insomma era di quella generazione, un po' più giovane di Basaglia, ha conosciuto Basaglia, e mi dice, vai, Pucci, può essere una bella esperienza. E quindi vengo a Trieste. In realtà questi 3 mesi poi diventano 6 e poi diventano molto più lunghi, perché a fronte anche di una situazione, devo dire, tu chiedi perché sei venuto, mi sembra che in quegli anni gli psichiatri stranamente, oggi siamo una stagione di loro, invece all'epoca non mi sono occupati. Considera che
ogni anno dalla clinica psichiatrica di Bari uscivano 25 psichiatri, quindi in poco tempo arrivavano 4 anni avevano 100 psichiatri, cioè c'era tantissima gente che faceva psichiatria e quindi ovviamente i posti si saturavano. Bisognava emigrare anche per trovare lavoro. Io sono una persona che ha iniziato a lavorare, oggi è impensabile, lo dico, il primo contratto l'ho avuto proprio a Udine, io ho vinto il concorso nel 98, cioè 5 anni dopo la mia specialità. Oggi è impossibile, oggi già gli specializzati del terzo anno vengono assunti perché sono pochi gli psichiatri. Però detto questo, arrivo in un mondo dove non si lega, dove le porte sono aperte, dove non c'è l'elettroshock, dove non ci sono forme di coercizione, dove c'è il dialogo, c'è la voglia di conoscere la persona, soprattutto a partire dalla vita della persona, perché è una malattia. Quindi mi è sembrata una situazione straordinaria. Tuttavia, e qui c'è il tuttavia che ne descriviamo, e che ha rappresentato per me la croce e la delizia di questo incontro con Trieste. Tuttavia, a Trieste non si parla di Basaglia. Questo è stato un po' un momento, cioè nel senso, a Trieste ci sono le pratiche basagliane, ma Basaglia non c'è, ne parlano poco anche coloro che hanno lavorato con Basaglia, no? Franco Rotelli, che è scomparso l'anno scorso, che è stato il braccialetto di Basaglia, Peppe Dell'Acqua, forse Bruno Noccio ne parlava un po' di più, ma insomma tutti coloro che parlano un po' di Basaglia. Cioè c'è stato il dopo, adesso andiamo avanti nel senso che sulla linea di Basaglia, però comunque io che ero affamato di anche sapere qualcosa, non solo le pratiche che sono fondamentali, sono la base, però anche conoscere Basaglia. Ed è lì che è scattato qualcosa. Mi sono iscritto a filosofia, che era una vecchia passione, ho conosciuto Pieraldo Rovati, un docente molto bravo, e lì abbiamo pensato perché non facciamo qualcosa nel Dipartimento Supplementare a partire dagli iscritti di Basaglia. E lì c'è stato questo famoso seminario del 95, che è stato il primo seminario dopo 15 anni dalla morte di Basaglia. Immaginate un po', Basaglia è morto nell'80. Improvvisamente in una sala che era forse più piccola di questa, nel Dipartimento Supplementare sono venute 130, 140 persone, ma venivano veramente tutti gli operatori, gli infermieri, qualche paziente, viene Franca, Ongaro, Basaglia, moglie. C'è una fame di parlare di Basaglia. E lì ci siamo resi conto, io e il coautore di questo libro siamo amici dall'infanzia, insomma, è una di quelle amicizie fraterne, abbiamo fatto le scuole insieme, poi decidiamo di continuare questa e iniziamo a studiare Basaglia, a leggere tutto Basaglia, e poi alla fine nasce questa occasione, anche lì fortuita, incontro a una conferenza Massimo Recalcati, ci conosciamo, diventiamo amici. Massimo mi dice: ma perché non scrivi una monografia su Basaglia per Mondadori? Non mi conosceva. Io dico: ma sono giovane, sarò capace? Sì, sei capace, fallo, prova, e la facciamo. Aveva colto il desiderio di farlo. I psicoanalisti sono un po' su questo, assolutamente. Dice: tu la fai bene perché la vuoi fare, perché desideri farla. Dice: io non la chiedo ai big, perché i big sappiamo. Vedete, questo è un grandissimo investimento. Io ringrazio, ho ringraziato Massimo anche altre volte, perché poi ci ha detto: scrivete anche questo secondo libro. Cioè lì significa cogliere che c'è qualcosa che è propositivo. Ecco, questo è il modo per cui io sono arrivato. Ovviamente filtrare la propria esperienza. Io quando dicevo diventare basagliani, e dico un'ultima cosa e poi lascio la parola a Marco. Vedete, diventare basagliani per me è stato un privilegio, però oggi dobbiamo interrogarci: è possibile diventare basagliani? In che senso è possibile? Cioè, coloro che fanno questo lavoro, che lavorano come psichiatri, come psicologi, come infermieri della salute mentale, come tecnici della riabilitazione, incontrano Basaglia nel loro percorso di studio? E purtroppo la risposta è no, non lo incontrano. Non lo incontrano perché Basaglia viene ricordato come una figura, sì, è colui che ha fatto la legge 180. Quest'anno c'è stata, come ricordava Marco, una grande partecipazione, presenza, moltissimi festival,
sì, effettivamente l'ho presentato questo libro, molti festival, Pordenone Legge, il Festival di Filosofia di Modena, il Festival Scienze di Guerra, cioè tanti festival si sono occupati di Basaglia. Ma detto questo, al di là poi del festival come questo di Palmanova, realmente nelle scuole di specializzazione, nei corsi di formazione si parla di Basaglia poco o per nulla, e quindi dobbiamo interrogarci su questo. Il pensiero di Basaglia resta un pensiero scomodo. Io in uno scritto l'ho definito un pensiero anche che fa scandalo. Forse su questo ci dobbiamo interrogare, ma perché oggi il pensiero di Basaglia è ancora così scandaloso? Allora, hai detto delle cose, hai parlato del 98 Udine, no? 98? Ecco, lui è arrivato primo, io 23esimo in quel concorso. 23esimo, diciamo penultimo, che l'ultimo non stava troppo bene, quindi diciamo che era l'ultimo. Ma poi la storia della vita va avanti per conto suo e io sono arrivato a Palmanova. Sei diventato il direttore. E la cosa importante è che lui ha fatto un concorso a Udine adesso e lo scambiamo da Trieste. Io sono molto contento che venga a lavorare con lui, perché mi riaggancio a questo, no? Al fatto che io non ho mai sentito, io ho una storia professionale molto legata ad Angelo Righetti, che è stato il direttore di questo dipartimento, il quale mi ha insegnato un'altra psichiatria. Lui aveva conosciuto Basaglia e anch'io arrivo da una clinica psichiatrica, ma diciamo che tu hai descritto violenta, non era violenta, ma insomma non era violenta a Trieste, però non così significativo. Detto ciò, io imparo la mia professione proprio a Palmanova, seguendo il dottor Rieti e capendo quello che Basaglia diceva e che credo che sia il pericolo attuale, dopo che faccio la domanda. Cioè, Basaglia ha sempre considerato la persona, non i suoi sintomi. Adesso il modello sta modificandosi. C'è tutta una serie di incontri, convegni in cui si parte dalla malattia, dal sintomo. Basaglia considerava la malattia, ma considerando in primis la persona, il suo contesto, la sua difficoltà, se aveva mangiato, se aveva bevuto, se aveva qualche affetto, se aveva un lavoro, partiva da questo, non dalle espressioni psicopatologiche, arrivandoci. E credo che l'aspetto rivoluzionario in quel tempo, no? La chiusura del manicomio era una cosa impensabile. Allora, questa è la mia domanda. Anch'io adesso questo ennesimo incontro su Basaglia, no? Che su Basaglia, sulla sua vita, che stiamo portando in regione, anche nella nostra provincia, nella nostra azienda sanitaria. Però è la domanda che volevo farti è proprio questa: ma secondo te qual è la genialità sua? Perché se ne sentite tante, no? Perché è un uomo particolare, complesso, simpatico e antipatico, e è chiaro che dico queste cose attraverso più quello che c'è in video, no? Quello che c'è nei libri. Ma io non l'ho conosciuto, ma tu che hai fatto anche, hai approfondito, no? Attraverso studi, attraverso poi il rapporto con la moglie, che era un altro personaggio, no? Di una certa caratura. Cioè, qual è stata la genialità proprio di Franco Basaglia, secondo quello che
anche tutti questi giri, no, che tu hai fatto quest'anno e attraverso le cose che hai approfondito. Beh, questa è una domanda importante, diciamo. Io sì, potrei dare tante risposte. La prima risposta è una risposta anche che, se vogliamo, in parte riduce la figura di Basaglia, ma in realtà la colloca. Cioè, adesso Basaglia aveva una straordinaria intuizione politica, cioè coglieva il momento. E lui coglie un momento, coglie una finestra che probabilmente è irripetibile. Ci siamo domandati con Marco, oggi ce la farebbe Basaglia, non lo so. Che è quel momento in cui lui arriva a Gorizia nel 61, prova a chiudere il manicomio di Gorizia e non ci riesce. Non ci riesce perché la politica gli è contro. Quando lui comincia a svuotare il manicomio, a un certo punto chiede alla politica di costruire, qui stiamo, pensate, 10 anni prima della legge 180, il primo centro esterno, che è quello di Cormosa. In realtà la politica non gli dà una risposta, lo costruiscono, non gli danno personale, e alla fine impediscono a lui di cominciare a costruire sul territorio l'alternativa all'ospedale psichiatrico. E Basaglia a un certo punto, c'era poi stata una vicenda tragica, quella di un paziente che è uscito, aveva ucciso la moglie, quindi c'è stato sulla ribalta internazionale, attacchi da parte della stampa, della magistratura, che Basaglia a un certo punto accetta di andare via da Gorizia, va a Parma per un anno. A Parma non si trova bene, anche lì capisce che il manicomio non poteva essere chiuso e finalmente arriva a Trieste. Anche lì bisogna riflettere su questa arriva a Trieste, su questo io poi stimolerò Marco, perché a Trieste a un certo punto Basaglia, diciamo apertamente, è un uomo di sinistra, anche se non è un uomo, diciamo, di apparato, non è una tessera di partito, però è un uomo sicuramente di sinistra. Eppure lì dove c'è un'amministrazione di sinistra, l'amministrazione comunista di Parma, lui non realizza nulla, perché l'amministrazione di Parma, come l'amministrazione di Gorizia, che all'epoca invece non era di sinistra, è piuttosto bloccata, cioè dice tu non devi toccare proprio il manicomio perché tocchi degli interessi. Il manicomio di Parma era sito nel villaggio di Colorno. Tutta l'economia del villaggio di Colorno girava attorno all'ospedale psichiatrico, il panificio, la drogheria, la mensa, e ovviamente chiudere il manicomio significava compromettere l'indotto. Oltretutto i sindacati, anche quelli di sinistra, erano contro, perché temevano di modificare degli equilibri sindacali, gli infermieri, eccetera. Quindi vedete che Basaglia resta deluso. Viene chiamato a Trieste invece da una giunta democristiana, da Michele Zanetti, giovane democristiano, all'epoca aveva 32 anni, brillante, che su questo si gioca la sua carriera. Cioè lui si gioca la sua carriera nel senso che era presidente della provincia, chiama Basaglia, dà a Basaglia carta bianca, cioè dice fai quello che devi e che vuoi, pur di chiudere questa oscenità del manicomio. E ovviamente però poi l'appoggio politico glielo dà finché c'è la giunta, poi ovviamente l'appoggio politico cade nel 77, poi comunque si arriva sulla sorte, poi c'è la legge 180 del 78 e quindi vedete l'intuizione politica è il primo dato. Lui coglie che c'è il momento giusto e lo coglie a cavallo poi del 68, cioè coglie che c'è un grande fermento nella società che spinge al cambiamento. L'altra genialità di Basaglia è la capacità di parlare con tutti, con i media, con le organizzazioni sindacali di partito, con l'università, con i giovani. Dovete immaginare che l'istituzione legata, che è il libro più celebre, diciamo, di Basaglia e del suo gruppo di Gorizia, pubblicato dai Noti, vende 60.000 copie, che è un numero enorme per un libro di psichiatria, e diventa una specie di libro da tasca per coloro che stavano nei cortei, nelle manifestazioni,
si conosceva l'esperienza di Gorizia. Quel libro diventa inaggirabile, come era l'uomo nella dimensione di Marcuse, come erano i testi di Sartre, i testi di Foucault. Bisognava leggere Basaglia, quindi vedete, è capace di intercettare qualcosa. Questa è una genialità di Basaglia. Terzo punto che mi permetto di dire, che Basaglia ha una straordinaria capacità di tenere insieme il sapere e il fare, che diventa un saper fare. Sapere perché Basaglia, che è sempre stato detto, il politico, quello ha fatto, alcuni giovani dicono sì, ma che è un politico, lui no. Basaglia è innanzitutto uno straordinario psichiatra, ricchissimo di cultura. Considerate che quando lui arriva a Gorizia come direttore del manicomio aveva già 150 pubblicazioni in riviste scientifiche. Neanche io le ho lette tutte, perché alcune sono degli anni 50, ma insomma lui studiava alcuni psicofarmaci, alcune tecniche di psicoterapia, alcune forme di test. 150 pubblicazioni su riviste italiane, francesi, tedesche, inglesi, americane, quindi era un grandissimo, era candidato a diventare professore universitario. L'università non lo farà mai diventare professore. Grande delusione di Basaglia. Vedete, Basaglia è una persona che non ha mai rinunciato all'università, cioè nel senso lui voleva entrarci per cambiarla e l'università lo tiene lontano. Gli offre una cattedra di psicogeriatria, ovviamente senza posti letto, gli offre una cattedra di igiene mentale senza posti letto e lui rifiuta entrambe le cattedre perché erano ovviamente dei contentini. Però ci tiene, tutti coloro che devono arrivare a Trieste devono andare a fare psichiatria, cioè non è che arrivi qui a fare il rivoluzionario, tu la psichiatria la devi conoscere. Questo è un aspetto che mi ha sempre intrigato di Basaglia. Basaglia non è uno sciatto, non è uno grossolano. Dice, se vuoi demolire l'edificio della psichiatria la devi conoscere bene. E quindi il lavoro da fare non è dire io sono antipsichiatra, Basaglia non è antipsichiatra. Se ve l'hanno raccontata questa storia, vi do la garanzia, non l'ho mai trovata nei suoi scritti. Lui dice, io sono contro una scienza che si pone come un macigno e dice io ho ragione. No, io come scienza comincio a metterti in discussione, a criticarti, a vedere i punti di faglia, di rottura. E il manicomio è una tragica rottura, perché il manicomio è l'abominio della scienza, non c'è scienza nel manicomio, c'è solo repressione. E quindi, dice Basaglia, io devo rifondare la scienza della psichiatria, rifondarla a partire da cosa? Dalle pratiche, a partire da Giovanni, da Maria, da Valentina, da Pietro, non dallo schizofrenico, la depressa, l'ossessivo compulsivo. Questo significa in maniera molto chiara mettere in sospensione la malattia. Quando io, e questo per me è un insegnamento che vale per me, sono sicurissimo che vale per Marco, il motivo per cui penso ci intendiamo. Cioè io quando incontro Maria, poi so bene da psichiatra, perché il cervello da psichiatra funziona sempre, so bene che Maria ha una psicosi, perché mi compaiono tutti gli schemi della psicosi, no? Delirio, l'allucinazione, l'agitazione psicomotore, però in quel momento io devo tenere presente Maria, devo conoscere Maria, la vita di Maria, la famiglia di Maria, il lavoro di Maria, eccetera, eccetera, eccetera. Poi, ovviamente, Maria ha anche bisogno dell'alloperitorio, ha bisogno di essere accolta in CSM, ha bisogno, se si rimette, di ricostruire, non so, un lavoro, oppure di trovare un'abitazione, capite? Questo è il senso del lavoro di Basaglia, un saperci fare con le persone innanzitutto. Allora Marco ha ragione quando dice ma oggi si parla di malattia, ma certo, quando si arriva ai commenti c'è la diagnosi e il trattamento, diagnosi e trattamento, diagnosi e trattamento. Allora come se ne esce da questa cosa? Se io pongo questa opzione di ma tu vuoi tornare indietro, no, assolutamente, io ti dico subito, personalmente come psichiatra, sono uno psichiatra che credo di usare abbastanza bene i farmaci, mi è sempre piaciuta la psicofarmacologia. Sono uno psicoanalista, quindi le tecniche le conosco, le devo conoscere e voglio che i miei collaboratori le conoscano, però al tempo stesso io devo restare una persona che guarda le vite, le esistenze, e questo è l'insegnamento di Basaglia. Questa è la vera differenza di Basaglia rispetto agli altri psichiatri che ho incontrato, ed è anche l'aspetto purtroppo
che rende difficile essere basagliani? Per me la terza domanda è ultima e poi vorrei, magari se c'è qualcuno che vuole chiedere qualcosa, però prima non ho risposto. Dunque il dottor Colucci ha vinto un concorso utile, quindi io lo sfrutterò sull'aspetto soprattutto noi stiamo diventando un dipartimento anche giovane, perché la gente era in pensione, tra poco anch'io, però noi siamo legati alla storia vasagliana, a una modalità, a metodologie e quindi all'interesse per le persone prima che per le loro patologie, e avendo vinto un concorso da noi su questo, fare la formazione ai giovani, perché se io non ho vissuto direttamente il manicomio, io immaginati i giovani, quindi bisogna che questa storia sia vivificata all'università, resti cristallizzata. E allora tu sarai un'opportunità per il nostro dipartimento. E detto questo, un'altra cosa che io voglio chiederti è questa, cioè Basaglia ha fatto una rivoluzione, dice, ha colto il momento, no? È stato capace di cogliere il momento, quindi un aspetto intuitivo, ma come è riuscito? La cosa che perché ci sono anche degli aspetti della vita che a me colpiscono, no? C'è stata un'insurrezione popolare qua per gli Alvico, la caserma, i migranti, gli stranieri. Io sono costernato dall'avere 700 persone chiuse in una caserma mobile. Sono costernato perché credo che non sia la risposta a questa domanda di questa gente che arriva, no? Credo che un Basaglia, ecco, su questo mi ritengo piccolissimo, perché ci vorrebbe un'intuizione per l'affronto di questi problemi, che sono problemi che non si risolveranno. L'aspetto delle migrazioni continuerà adesso in modo più massiccio che prima. Però voglio dire, ma come ha fatto? Torniamo alla chiusura dei manicomi. Non sto dicendo che voglio la caserma, non voglio le caserme, sto dicendo questo, che l'affronto dovrebbe essere, non è facile, ma quando si denunza intuizione nuova magari ci vorrebbe. Detto ciò, torniamo anche perché voi sapete cosa succede? 700 persone costrette in un posto, baruffano, litigano, e sapete cosa succede oltre ad arrivare la polizia a cavallo? No, ma non viene a cavallo. Ma chiedono alla psichiatria di irrorarli di psicofarmaci perché siano sedati. Questo mi sembra una roba disgustosa, che sono costretto a fare. Torno indietro, scusate, che cosa ha fatto l'esistere Basaglia? Cioè, qual è stata? Lui ha avuto l'intuizione, ma allora iniziale non ce l'ha fatta. A Parma è stato cacciato virgolette dai suoi. Cioè non è la vita semplice, no? Però lui ha mantenuto questa forza d'animo che poi sostenuta da una forza di competenza, cioè lui era un dotto, cioè era una persona che aveva una conoscenza dell'aspetto psichiatrico grandissima, ma anche dell'aspetto politico, cioè leggere i suoi libri, come dire, è un'avventura. E si capisce la grandezza, no, di questo intellettuale, psichiatra, eccetera. Che cosa ha fatto? Cioè, perché un uomo solo al comando? No.
vado di una certa... Ma che cos'è che l'ha tenuto vivo nel continuare, no? L'intuizione che ha avuto. Perché questo mi sembra interessante come... Allora, indubbiamente erano anche tempi in cui c'era una parola e un compito che circolava, che era quello della cosiddetta militanza, no? Cioè, quando si fa un lavoro ci si impegna anche su un piano che non è soltanto professionale, ma è un piano di tipo etico, politico. E Basaglia ha sentito fortemente questo, per cui per lui il lavoro che faceva era anche una forma di impegno, di trasformazione del mondo, a partire non dal mondo, perché ecco, Basaglia, la cosa interessante, lui diffida della rivoluzione. Lui dice: proviamo a fare del nostro piccolo il meglio per trasformare questo pezzo di mondo che ci riguarda, che ci compete, e poi da questo particolare noi possiamo offrire un esempio che vale per il generale. Peraltro questo suggerimento, che io personalmente do sempre, a Trieste noi siamo attraversati da delegazioni che vengono da altri paesi, no? Tantissime delegazioni che visitano l'esperienza di Trieste, no? Ma quando arrivano dicono: ma voi avete fatto questo, avete chiuso, eccetera, eccetera. Allora, la cosa più utile non è dire devi chiudere nel tuo paese, non so, la Repubblica Ceca o l'Indonesia, tutti i manicomi, perché sarebbe il compito. Prova a trasformare il tuo servizio dove lavori tu e a fare di quell'esperienza un'esperienza pilota che fa esempio, cioè che dimostra che è possibile. D'altra parte Basaglia è partito da questo, no? Per rendere possibile l'impossibile. Trasformare il manicomio di Gorizia, guardate, che era un posto incredibile, adesso è un bellissimo parco, il Parco Basaglia, ma insomma è un manicomio di 600 persone internate in condizioni tragiche, di sporcizia, di abbandono, di violenza, posto sulla frontiera allora tra Italia e Jugoslavia. Per chi conosce il manicomio di Gorizia, il muro, uno dei muri del manicomio di Gorizia è il confine di Stato, quindi veramente un esilio ai confini del mondo. Eppure Basaglia riesce a fare di quel luogo così isolato e periferico un esempio internazionale, credendoci, applicando delle tecniche innovative. Non fa solo un esempio a piano manicomio, no, ad esempio impianta la comunità terapeutica inglese, l'esempio più avanzato di terapia comunitaria, a Gorizia, fa venire intellettuali a Gorizia, mobilita la stampa, quindi vedete ha questa capacità. E certo lì c'era la militanza che gli dice andiamo avanti, nonostante ci sono, io sono stato un po' attaccato qualche volta perché ho scritto Basaglia crepuscolare, perché ci sono dei momenti in cui Basaglia è anche giù e anche triste, insomma. Immaginate quando arriva in Brasile, entra allo Giufferi di San Paolo, trova un manicomio con 16.000 internati, 16.000 internati, un paese, condizioni tragiche, piuttosto. Basaglia si mette a piangere. Siamo nel 79, un uomo di esperienza, dice: ma è assurdo quello che la scienza. A un certo punto il direttore di un reparto mi dice: ma sa, queste persone non sono persone, cioè, bisognerebbe probabilmente fare una lobotomia e lasciarli chiusi in una cella, no? E Basaglia lì capisce che c'è qualcosa di profondamente perverso nella psichiatria, nell'ideologia che sta dietro la psichiatria. Basaglia usa spesso il termine, no? Parallelismo manicomio-lager, un campo di concentramento. Va detto che Primo-Levi in maniera molto garbata risponde a Basaglia e dice: sì, però noi eravamo in regole, eravamo matti, no? Dice: facciamo attenzione, sono cose diverse. Però Basaglia insiste sul fatto che si tratta di un'esperienza concentrazionaria avallata da una scienza
perverse. Allora lì lui vuole resistere, lui dice ma io devo poter fare qualcosa per questa... c'era una squadra, no? Io ho avuto il piacere e l'onore di frequentare Franca Ongaro Basaglia, che è scomparsa, l'anno prossimo saranno 20 anni che è scomparsa Franca. Franca è stata più di una moglie, è stata davvero colei che ha permesso all'impresa, quantomeno all'impresa intellettuale di Basaglia, di andare avanti. Cioè, Franca ha scritto i libri di Franco, cioè Franco camminava per la stanza e Franca scriveva, no? Quindi era un sodalizio affettivo e intellettuale straordinario, una donna di grandissima intelligenza, anche di grande ironia, e che vedi, diceva sì, Franco era così, Franco era uno che un visionario in fondo, no? Lei era più, per fortuna, era quella più precisa, aveva anche una splendida scrittura. Lui era più visionario, partiva con le sue, e appunto la sua modalità era passeggiare nella stanza. Non so se avete visto i giardini di Avena, c'è questo Basaglia, c'è Sergio Zauri, vedete il Basaglia che fa il pendolo e parla, no? Zauri dice ma di cosa interessa di più la malattia o il malato? E lui dice ovviamente il malato, no? Quindi vedete c'è questo elemento della resistenza che è legato alla visionarietà, un elemento di carattere forse. Tra l'altro Basaglia viene descritto come un uomo timido, che però aveva questi grandi slanci affettivi, come spesso lo hanno le persone timide, no? Con questo suo dialetto veneziano molto colorito, parlava con tutti in questo dialetto veneziano, e quindi era una persona che aveva indubbiamente delle capacità anche di entrare in contatto. C'era una capacità di ascolto, quello lo si coglie bene nei suoi libri. Le assemblee di Gorizia sono straordinarie perché Basaglia è capace di mettere uno contro l'altro, i medici contro gli infermieri contro gli assistenti sociali, i pazienti contro, si crea delle conflittualità, ma sono conflittualità molto gestite, perché lui poi tira le fila e pone delle questioni, dice ma perché lei ha detto questo? Allora forse non è giusto il modo di trattare per questa persona, la persona parla, è una capacità di fare gruppo, di fare comunità straordinaria. Basta leggere, ripeto, i verbali delle riunioni e Basaglia interviene ogni tanto, tac, 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 e segna il tempo e tira e fa parlare tutti. Immaginate uno che è matto con la schizofrenia, che fino allora era stato che parla con il dottore allo stesso livello. Questo è straordinario, e parla dicendo cose assolutamente sensate, perché si trova all'interno di un contesto in cui viene richiesta la sua opinione. Ecco, io penso che queste capacità, questi talenti davano però anche a Basaglia la forza di resistere, perché Basaglia intuisce a un certo punto che il cambiamento è possibile. Oggi, se questo è l'altro versante della tua domanda, Marco, perché tu hai fatto riferimento anche a delle situazioni tragicamente attuali, sarebbe possibile, ci vorrebbe un Basaglia oggi? Certo che ci vorrebbe un Basaglia, ma per fare che cosa? Io lo dico in due parole: per rendere complessi quelli che sembrano pensieri semplici, ma non perché la complessità uno si deve spaccare la testa, perché le cose sono oggettivamente complesse. E quindi una volta che si coglie la complessità bisogna poi renderle di nuovo semplici. Nella ricetta che descrivi tu non c'è dentro fuori, o dentro o fuori, o caserma o non caserma, o Italia o Africa, o no, c'è entrare all'interno di una complessità che è fatta di convinzioni, paure, pregiudizi, come erano rispetto alla follia. Rispetto alla follia c'era il pregiudizio che il matto è pericoloso, che il matto è incurabile, che il matto non guarirà mai. Basaglia dice perché? Poi le statistiche, la scienza gli ha dato ragione, non è vero niente, non è incurabile, non è pericoloso, non è inguaribile, eccetera. Su quell'argomento delle migrazioni chiudo facendo un riferimento che è appena uscito un libro per Einaudi che si chiama Migrazioni, che si chiama Die Heide de Haas, che è un olandese che mi sembra insegna a Oxford, che ha studiato per 20 anni le migrazioni e ha dimostrato con statistica davanti che tutte le idee che noi abbiamo sulle migrazioni sono le idee pregiudiziali.
scienziato, cioè dice ma le statistiche dicono il contrario, e lui dice date la mano, forse dovremmo cominciare a fare dei discorsi. Ecco, la stessa cosa fa Basaglia, anche senza fare statistiche, dice partiamo dall'evidenza, è proprio quello che la psichiatria descrive il Fowler, oppure no. Ecco, questo oppure no dobbiamo mettere. Bene, Mario Colucci, applauso. Qualche domanda? C'è già una domanda, allora non posso fare la mia. No, volevo dire solo, dopo le do la parola. L'aspetto delle assemblee, no? Avete presente le assemblee? Non so se siete mai stati in un consiglio comunale. Cioè, quando uno parla e ha un'idea contraria, completamente contraria alla tua, tu lo vorresti uccidere. Non succede in consiglio comunale, succede nelle mie riunioni. E tu lo odi, no? Basaglia faceva parlare tutti. Faceva parlare tutti, questo mi è sempre colpito. Faceva parlare anche chi diceva delle cose inconcepibili. E poi aveva questa capacità, questo è veramente un insegnamento, di riprendere, di far spiegare, di dire. C'è una capacità di tolleranza, ma poi faceva la sintesi, non è che sia così, che è abbastanza, come dire, incredibile, perché la contrapposizione, no, sempre più, come dire, ormai no, è elemento delle riunioni, dei dialoghi. Ecco, lui aveva questa grande capacità di ripresa che cerco anch'io di utilizzare nel mio piccolo, perché devi molto moderarti, devi essere capace di contenere anche le tue esuberanze. Prego signora, poi dirò la te. Niente, io sì, volevo regalare un attimo di frammenti della mia esperienza, perché io Basaglia l'ho conosciuto e l'ho vissuto gli anni di milizia in prima persona attraverso la malattia di mio papà, ma anche, scusate sono molto emozionata, ma anche poi in prima persona perché allora a 13enne avevo io stessa delle difficoltà delle quali mi sono resa conto dell'importanza che ha avuto l'esperienza semplicemente anche di partecipare, di far parte di quel periodo solo 40 anni dopo. Io mi sono resa conto di quanto forte fosse stato quell'imprinting di vita che io ho ricevuto semplicemente frequentando quell'ambiente. Io, mentre parlavate mi veniva in mente un momento in cui ho conosciuto proprio, avevo Basaglia a 30 centimetri da me ed eravamo sulle scale, io e mia mamma, sulle scale e avevamo discusso precedentemente del fatto che mio padre poteva essere dimesso e mia madre diceva: sa, dottor, mi ho paura, e lui rispondeva: anch'io. Ecco, questa cosa, anch'io, e aveva un tic lui nervoso, no? E questo uomo così, diciamo, dotto, così, era come noi, condivideva le nostre paure. E questa è un'immagine che veramente mi è rimasta nel cuore. Io poi, in queste assemblee che le ho vissute proprio in prima persona, perché partecipavo anch'io, avevo 13
dibattito che veramente adesso manca, nel senso che quando si parla anche con le persone, o una cosa in bianco e nera, le sfumature scompaiono, no? E invece credo che abbiamo tanto bisogno di complessità, di sviscerare le cose, ma di sviscerare quello che noi pensiamo delle cose. E io poi quel periodo ho vissuto, diciamo, sì, no, più che se no non interviene nessuno.